Lo stato di salute dei servizi ospedalieri al San Giovanni di Dio ad Agrigento. Sopralluogo del videogiornale, gli interventi al microfono, Davide Saia. Strutture e servizi sanitari, un binomio che per l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio si traduce con fatti di cronaca ancora sotto la lente della magistratura e con disagi all'utenza. In seguito a diverse segnalazioni e lamentele abbiamo constatato quello che è lo stato dei servizi offerto dal nosocomio di Contrada Consolida. Insomma, Secondo lei cosa si dovrebbe migliorare? meno attese. Meno attese, questo Perché si sta in ansia, troppo in ansia. Troppo in ansia, c'è parecchio tempo da aspettare. Troppe attese. Questo è quello che fa male perché si sta in preoccupazione e quindi una vive male. Secondo lei cosa sarebbe da migliorare quindi? Intanto ci vorrebbe più personale perché c'è bisogno. 2 ore semplicemente per timbrare una ricetta e pagare il ticket. Credo che sia semplicemente assurdo. L'informazione, perché non mettono loro ogni bigliettino che c'è, ci mettono per iscritto per noi anziane, mettiamo quello verde serve per l'oculista, quello rosso per le analisi, quello giallo serve per tutte, per altre cose. Prima facevano così che facevano, ora invece no. Disagi spiegabili con le continue rimodulazioni finanziarie e con i tagli apportati al sistema sanitario. Tagli e carenza di personale che privano la struttura ospedaliera di primari e fondamentali servizi. Ma nonostante questo c'è anche chi, seppur con qualche recriminazione, si dice soddisfatto del servizio ospedaliero. È soddisfatta dell'ospedale di Agrigento? Sì, abbastanza. A essere sincera c'era un po' di confusione dove sono stata io poc'anzi, però c'era un po' da aspettare, però poi si è risolta la situazione. È soddisfatta dei servizi dell'ospedale di Agrigento? In base a quello che abbiamo fatto, sì. Sì, siano signore, sono brave, veramente. Almeno c'è qualcosa che fanno buona. E capita che alle volte il destino è com'è. Non ne troviamo bene. Sì, ringraziamo che ce l'abbiamo.